Meglio stasera, baby, go, go, go. Buonasera Gaiba, buonasera! Buonasera! Oh, ci siamo! Io adesso non vi vedo, sarete in migliaia. Ah, adesso vi vedo, andiamo via. Come si chiama secondo voi lo spettacolo? Ah, eccolo qua, vedi? Peppe e Ciccio! Buonasera, buonasera, buonasera! Buonasera, buonasera Gaiba! Un applauso per No, amici. aspetta. Un applauso per Cipolla. Subito, vuoi mandarmi via subito? No, un applauso così. Ah, A prescindere, a prescindere. A prescindere. io Prego, prego. volevo stare in mezzo a voi che è un piacere. Assolutamente. Nel senso così, sul palco. Enrico, hai voglia di dire, poi ti posso richiamare sul palco un attimo? So che ti piace stare sul palco, è pesante. Non devo venire, per favore. Sì, se hai voglia, se hai voglia. Giusto perché noi abbiamo di solito, funziona Sì. così il nostro spettacolo. In base, noi facciamo delle battute, Sì. in base alla battuta che facciamo, a come reagisce il pubblico, Sì. noi decidiamo la direzione da prendere. Sì, dai. Allora, dato che tu hai aperto la serata, Benissimo. se hai voglia, Devi dire benissimo. Sì, benissimo, alla grande direi. Io direi, se tu sei d'accordo, di fare a te l'apertura delle danze. Quindi se tu hai voglia di fare una battuta, giusto per vedere il pubblico come. Due trichechi. Due trichechi. Uno all'altro dice guarda che è una macchia lì, dove? E mo. Allora ve la spiego. Il tricheco ha due zanne qui, facendo così. Vabbè, Cambiamo posto che non fa per noi. Lo sai dove ti porto? In Egitto, dentro le piramidi. E come si ci va? A piedi, tanto è là. Peppe, guarda chi c'è! Chi c'è? Paolo! Che sembrava la mummia! Eh sì, perché hanno tutte ste fasce che è un attimo che. Guarda! Oh! Ci sono i geroglifici! No! Oh, sono indecifrabili! Indecifrabili! C'è un uomo messo così con una lancia! Mia, chissà cosa vuol dire! Che macchina di merda! Pazzesco! Sesca sta cosa! Oh! C'è un... signori, E signore? Peppe e Ciccio! Thank you! Oh! Grazie! Sono sudatissimo perché, a parte che non ti fa male. No, un io po' lì. sudo e lui puzza, pensa che ci scambiamo le cose! A parte che non ti fa male un po' sudare, sai? No! Fa schifo però, Sì, sai sì, quando... sì. Ma fa schifo sempre. Fa schifo sempre, la maggior ragione adesso! Peppe e Ciccio, un grande applauso! Paolo Franceschini! La reception No, mi ma ha lì- detto che le stanze erano di qua. Ma che stanza! Ti sei vestito in tono col palco? In tono riso fa buon sangue. Buonasera Gaiba! Guarda, sei veramente bello, lo sai che mi piaci anche sì. fisicamente. Benissimo, prego. Ciao, ti lascio. Vedi, no, sai, la precauzione. Romagna mia! Voi! Senti questa, spacca quasi come tu sei la mia vita, eh? Tu sei la stella. Quando ti penso dalla mia bella Zan zan, mamma mia che bello, possiamo partire anche la tombola, vai, andiamo a vendere le cartelle. No. Die Tony, addenda la tettona, io, La tettona. Oh, pensa, boh, non so, sarà un nome di battesimo, chiedo tipo, cos'era? Cos'era? La tettona. Ah sì, c'è la tettona, c'è. Tettona, sarà un nome. Che palpare l'amore! Non capivo cosa volesse dire, però ho fatto uno più uno, ho detto 4 lettere. M, O, N. Ah, e quella là. Tra l'altro lì ho capito anche perché una volta uno mi ha detto Paolo sai cosa fanno 50 donne nude sul letto? No, piumone. Ah, lì ho capito. Lì ho capito. Almeno potete insultarmi quanto volete. Grazie! Paolo Franceschini! Ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, tanti auguri a
rilassatissima sotto i raggi del sole. Movimento pelvico che mi Come piace. bello sognare abbracciato con te. Ci vado io. Scriversi, lo sei di Gaiba? Ma proprio Gaiba al centro? Ah, in periferia. Cosa vuol dire? No, perché si sono messi a ridere, Gaiba al centro, cosa ho detto? Perché a Gaiba se Non lei c'è, centro c'è. è finita, cioè adesso non c'è. Perché si sono messi a Ma ridere? posso fare outing? Io oggi mi sono perso per Gaiba, ti giuro. Potrebbe essere... Merda. Potrebbe essere, potrebbe, però non lo è. Non si sa. Sei un pazzo. Però se la cerca, scusa. Potrebbe essere Mosca, Ah, Mosca. che va però nella merda. Ma questo è bellissimo. Una mosca davanti al cancello dice Mosca Valco. Bella questa. Siamo sul palco, alla fine serve per restare in amicizia con il paese dove andiamo. Vi volevo ricordare appunto che venerdì saremo, il 3 agosto, saremo a Caprino Veronese.